Lascia il Pro Favara l'allenatore Gaetano Longo dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa con il Campofranco, terminata per 4-0, e che poteva anche finire peggio se il portiere Rizzuto non avesse fatto delle parate importanti. Il Pro Favara attualmente è terzultimo in classifica con 6 punti alla 12ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. A subentrare Giuseppe Balsamo, 44 anni, licatese, nuovo allenatore della Pro Favara. La società gialloblu presieduta da Rino Castronovo nel giro di 24 ore ha risolto la crisi tecnica apertasi domenica con le dimissioni del tecnico Gaetano Longo, annunciate subito dopo la sconfitta con il Campofranco. La dirigenza, che aveva subito respinto le dimissioni, nella serata di lunedì ha rinnovato la fiducia incondizionata a Longo, ma il tecnico è rimasto fermo nella sua decisione. Solo a quel punto la società ha puntato dritto verso Peppe Balsamo, onesto lavoratore del pallone, molto stimato e apprezzato nell'ambiente calcistico. Favarese per il suo passato da giocatore e allenatore della Pro Favara. Per Balsamo si tratta di un gradito ritorno. Circa 10 anni fa, infatti, nell'era della presidenza di Rosa, ha guidato la squadra favarese con ottimi risultati. Oggi, ha detto il trainer licatese, mi sento come se non fosse andato mai via da Favara. Credo nelle potenzialità della squadra e per questo ho detto sì alla chiamata dei dirigenti favaresi. La società, prima di presentare il nuovo tecnico, ha voluto ringraziare Gaetano Longo. Abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ha detto il presidente Rino Castronovo, ma non siamo riusciti a convincerlo. Longo per noi è stato non solo un allenatore, ma un uomo della società. Lo ringraziamo per quello che ha fatto in tutti questi anni e gli auguriamo la migliore fortuna. Da oggi la Pro Favara volta pagina, guardando sempre allo stesso obiettivo, una salvezza tranquilla, prima possibile. Balsamo, che in carriera ha allenato il Licata in eccellenza e Serie D, la Gattopardo, il San Giovanni Gemini, la Libertas Racalmuto, ieri pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento. Dei giocatori della Pro Favara di 10 anni fa ritrova solo Cambiano, ma anche tanti altri che ha avuto alle sue dipendenze in altre squadre come Cordato, De Luca, Noto e Taormina. Attualmente la classifica del girone A di eccellenza vede in testa il Paceco con 19 punti, al secondo posto sono la Folgore Selinunte, il Dattilo, Alcamo, Troina con 16 punti, il Licata posizionata con 13 punti, ultima il Terranova Gela con 4 punti.